segreto che vorremmo confidare a qualcuno, ma la mancanza di fiducia e la paura di essere traditi ti fa pensare e ripensare se farlo o no. Io voglio raccontare il mio segreto come è passato a voi, figli miei, per farvi pensare e non farvi commettere gli stessi errori. Non voglio delusioni da voi, perché quando si racconta un segreto, tale deve rimanere, per non perdere la fiducia che vi è stata data. Avevo solo 7 anni, quando le ultime parole di mia nonna prima di morire furono: Mary Jane, tu sei la prescelta, tu custodirai il segreto. Questo era il suo nome, una sfera ereditata da generazioni passate, che poteva esaurire quasi tutti i desideri. Mia nonna mi disse di non usarla mai, altrimenti avrebbe provocato situazioni più grandi di me. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Mettiti per un minuto nei panni di chi riceve le tue azioni e ragiona. Non essere sempre pieno di te stesso. Ricorda che sei un essere umano e quindi portato a sbagliare. Mary Jane, non usare la sfera, altrimenti se causerai del male ti verrà triplicato contro. Questa è la legge del segreto. Tutto iniziò il 26 di luglio del 1980. Guardate, c'è Mary Jane. L'ho sfigata, Rebecca. L'hanno sfigata. Ciao Mary Jane, ma che bei capelli. Avrai i pidocchi? Cosa c'è? Ti sei offesa? No.
elegante e spregiudicato. E nel pomeriggio si andranno a preparare per l'audizione di danza classica. Grazie a tutti, ragazzi. Andiamo avanti con le audizioni.
Thank you.